Amici bellini, buongiorno. Hanno fatto un po' arrabbiare Conte, ho sentito in conferenza, perché gli dicono partita sporca e Conte deve mettere le cose in chiaro. Dice: quale partita sporca? Partite sporche sono altre, magari con l'Empoli. Quindi questa è una partita che divide un pochino. Andiamo a rivederla insieme. Cominciamo. Allora, nel dare il benvenuto a Ginger84 Napoli e a tutti i vecchi iscritti che ritornano, quindi i nuovi iscritti e i vecchi iscritti, se siete capitati su questo video per caso, benvenuti. Io sono Valerio Fluido e ci divertiamo moltissimo. E il Napoli, vi ricordate? No, voi nuovi non vi ricordate, ma io vi dissi: se il Napoli supera le 3 vittorie consecutive cominciamo ad avere un'altra percezione della stagione, e la stiamo avendo perché siamo arrivati al www. È molto importante. Quanto è importante? Molto importante, nonostante, e lo devo dire subito, degli arbitraggi che fanno un po' discutere, ma andiamo per ordine. Se ci spostiamo così, non è un caso qua. Non è un caso che parto da Viola e Coco, perché stava succedendo la stessa frittata. E visto che questo discorso è passato quasi inosservato in Italia, perché il Torino, magari il Cagliari hanno meno supporters che fanno casino, è importante farlo noi, questo casino, in modo tale che teniamo gli occhi un po' aperti. Poi magari le cose le continuano a sbagliare, però almeno non facciamo... non buttiamo nel dimenticatoio delle cose clamorose che stanno succedendo. Ci ritorniamo, perché anche l'azione di Buongiorno con, credo fosse sempre Kristovic o Ante Rebic, non lo so, ma forse Kristovic, non finisce negli highlights ed è grave. Quindi voi lasciate un like per la memoria storica che possiamo creare sul canale quando la memoria umana ci verrà meno, perché partiamo da un genio assoluto perché al gol di Di Lorenzo tutti che esultano eccetera eccetera, ma c'è qualcuno che qui un po' di dubbi già li aveva, e lo vedete qui che dice: aspetta, occhio, aspetta un attimo, e nella seconda si vede proprio, dice proprio aspetta, perché questo lo va a rivedere e lo annulla. E in effetti abbiamo rivisto poi dopo la regola, non diamo per scontati che tutti ricordano la regola. Quando poi il portiere sta davanti al suo difensore, poi ce ne devono essere 2, e quindi non basta che sia in linea col difensore, stai oltre al portiere, e quindi era giusto annullare. Mi fa piacere anche rettificare una cosa che ho detto ieri in live. Un altro arbitro mi ha contattato in privato, mi ha ricordato che la storia del fallo di mano volontario non porta necessariamente al cartellino giallo da regolamento, e quindi anche lì è a discrezione. Poi lo stesso arbitro, se io ho chiesto del rigore di Politano, dice no, quello è il rigore tutta la vita, e quindi lì andiamo in altri discorsi, ma ci arriviamo. E sottolineiamolo che questo potenziale gol arriva dal tiro di Olivera, un tiro sbagliato, ma il fatto che Olivera riempia l'aria fa bene al cuore. Il Napoli che ci ha convinto di meno nelle ultime partite, in questa qua a me convince, perché poi il dominio, il possesso palla, il riempire l'aria, il creare presupposti da gol c'è stato, e io accetto di subire qualche contropiede o anche di avere un pochino più di apprensione nel finale quando il Napoli crea così tanto. Viceversa, mi è dispiaciuto il Napoli che invece si abbassava troppo da subito e concedeva palla agli avversari. Subivi comunque dei pericoli senza crearne tanti, e quello non era possibile. Invece qua io mi sento più soddisfatto. Nella partita di Gilmour dobbiamo sottolineare anche questo passaggio che fa, trova questo filtrante in un fazzoletto di maglie del Lecce, e fa un bel movimento McTominay, che recupererà il pallone e proverà il tiro. E sottolineiamo la partita di Gilmour perché è sotto i nostri riflettori, perché non è Lobotka ma ha dell'altro che ci sta facendo vedere. Secondo me è una partita più che positiva da parte dell'altro scozzese. Colpo di testa imperioso di Baschirotto. La Lega che devono parlare. Dai, dai, un paio di le ultime 2 domande, che schiaccia il pallone, che rimbalza poi dietro di me, e Meret c'ha un bel riflesso
verso l'alto, che non è male, perché verso l'alto poi uno c'ha il tempo, magari il portiere può reintervenire o qualche altro difensore. Invece se tu la respingi centrale a terra, sentimi Caprile, ma di questa cosa è più pericoloso. Invece verso l'altro bene. E poi ci sarà un intervento di Buongiorno sulla linea che pure subisce fallo, insomma tutto a posto. Però qua Olivera si fa mangiare in testa. Grande partita Olivera, qua non benissimo. Visto che si parla tanto di Dorgu, che sono andato virale su X, addirittura visto che il video io l'avevo intravisto nel finale di partita, ma il video me lo manda l'amico bellino Manu Avvisati ed è un video preso da telefonino, quindi c'è il riflesso sul televisore. E quindi io posto il video così, addirittura Fabrizio Romano ha preso proprio lo screenshot da quel video là con il riflesso. Insomma, magari è girato tantissimo, siamo oltre le 150.000 visualizzazioni di quel video lì. Avrà detto ti chiamo io, Conte, avrà detto vieni qua, ti aspetto qua, ci vediamo qua, chiamami tu. Insomma, è un saluto. Qualcuno ha detto che il suo compleanno ci ha fatti auguri, potevo pure evitare. Ci piace fantasticare anche a livello di mercato. Conte non si riposa mai e ha intravisto delle cose positive da parte di Dorgu, che è un giocatore giovanissimo, dotato di buona fisicità, di grande tecnica, gioca a tutto campo, ma in questo caso lo sottolineiamo che Olivera si va a prendere il pallone in contrasto da Dorgu e poi sviluppa l'azione del Napoli. Quindi nel dare un occhio al futuro, perché poi 19 anni, quindi il futuro, diamo soddisfazione a Olivera, che in questo caso ha giocato anche meglio di Dorgu. Qui sembra caricarsi per un cross, per uno spiovente, ma in realtà Ngonghe va al tiro e finisce un po' centrale. Falcone fa una parata un po' fotografica, però Ngonghe è una partita strana perché ha avuto un po' di difficoltà in difesa e ce lo aspettiamo anche. Però poi è stato propositivo in attacco e Conte gli fa anche un complimento, dice lui era ammonito, c'è stato un momento in cui avrebbe potuto fare un fallo e si è fermato e non lo ha fatto, gli ho fatto i complimenti perché altrimenti ci avrebbe lasciato in 10 e ci avrebbe inguaiato, ci avrebbe ammazzato. E quindi diamo soddisfazione a Ngonghe, che comunque non ne avrà tante di possibilità per giocare, visto che quel lavoro insomma se lo spartiranno almeno con le squadre un pochino più complicate, Politano e probabilmente ancora Mazzocchi. Neres lo vedi al posto di Kvara perché quel lavoro sul quale anche Ngonghe ha avuto difficoltà non lo fa, e quindi direi andiamoci piano anche con Ngonghe, poveri. E qui gli highlights saltano direttamente al gol di Di Lorenzo, cioè saltiamo tutta una bella fase di secondo tempo dove c'è quel tiro di Lukaku in versione un po' la scaca, diciamo, perché la tira altissima, c'è la questione del rigore di Politano, insomma, dove è netto non ve lo faccio nemmeno vedere, l'avete visto tutti più volte. Politano va proprio sul pallone, lo anticipo, poi viene travolto. Capisco l'idea della palla contesa, capisco quello che mi diceva Alberto, che ha rivisto la cosa e ci aggiunge un dettaglio nel suo racconto dell'azione specifica e ci dice, rivedendolo poi da varie angolature, ci può stare un rigore tra quelli che possiamo catalogare nei rigorini, ma sicuramente ci può stare, come ha detto anche Marelli. Io quel rigore lo fischio, e Marelli lo sapete che per farsi uscire queste parole gli dispiace, e quindi è rigore, punto e basta, e lo aggiungiamo alla lista lunga dei rigori che tutte le giornate stanno capitando per il Napoli e non ce li danno, e per fortuna il Napoli in un modo o nell'altro si porta a casa il risultato, quindi possiamo parlarne senza sentirci dire stai fumando, stai spiegando, stai chiagnendo. E no, stiamo sottolineando quanti errori dobbiamo vedere da parte di una classe arbitrale veramente scarsa. E qui lo stacco di McTominay quasi da fermo è imperioso, e nonostante fosse in una fase della partita dove non stava dando tantissimo, McTominay mi è piaciuto di più dopo, quando addirittura è passato a 2 a centrocampo. Ma una cosa che gli amici bellini della community anziani sanno, che io ripeto sempre:
quello che serve alle squadre alle volte sono gli specialisti. McTominay è uno specialista della fisicità, si impone, salta di testa, salta più in alto degli altri, prende il tempo meglio degli altri. Quindi questo è uno specialista che ti può risolvere delle situazioni, magari in alcuni momenti della gara è capace che sparisce come potevano sparire altri. Ne abbiamo parlato benissimo in live, una live che non vi dovreste perdere. Se avete un po' di tempo, in attesa magari della partita che vi volete vedere oggi, il pareggio su cui volete puntare oggi, recuperatevi la live di ieri che è stata tatticamente interessantissima e abbiamo parlato di McTominay, della sua posizione con Lukaku. Però qua salta lui di testa e sopra a tutti, svetta, Falcone la respinge maluccio e Di Lorenzo può stavolta fare il gol senza VAR, nonostante Kristovic nata voto che si manda nei popere, una cosa veramente scandalosa. Da qui si vede anche meglio come svetta proprio e quasi da fermo, cioè senza terzo tempo, salta altissimo e dirige diretta Leotta la palla verso la porta. È un bell'atleta, Poi nella partita di Lukaku, non brillantissima, ma secondo me alla fine come voto si prende un mezzo voto in più rispetto alla partita precedente con l'Empoli. Qua lui, sventagliata da Buongiorno, mette la palla proprio bene a terra in corsa, fa uno stop non facile e sta arrivando Raspadori, gli dà un pallone d'oro. Raspadori nel tirarlo al volo purtroppo la impatta alta, però questa cosa di Lukaku aggiunta a quello scatto che ha fatto è pochissimo, non basta per quello che guadagni e per quanto l'hai pagato alla sua età, però ci fa intravedere delle possibilità e questo rientra nel discorso dei margini di miglioramento di questa squadra che ci sono, perché puoi avere un Kvara più brillante in futuro, puoi avere un Lukaku che si mette in forma, puoi avere un McTominay che trova meglio la posizione, insomma ci sono dei margini di miglioramento importanti che questo Napoli ci può far vedere. Nel frattempo abbiamoci i punti, che non vanno male, e poi ci lavoriamo con più serenità. E questo è il fischio finale, quanto è bello Oriali. Poi ci sono gli screenshot che non escono negli highlights, e cioè io che mi riguardo la partita frame per darvi degli spunti, anche tattici magari, che non sono evidenti quando ti vedi solamente le azioni salire. Questa è più o meno la situazione tattica del Napoli in possesso palla, che finalmente possiamo vedere con più continuità, perché il Napoli chiude con un possesso palla e se ne vanta Conte, quindi gli piace fare il possesso, non lo fa apposta quando subisce l'avversario, gli piace avere dominio, avere più tiri, avere più possesso palla. I due difensori, il centrocampo che poi risulta a 4 perché salgono i due terzini, Olivera e Di Lorenzo, in linea Anguissa e Gilmour, con Gilmour un po' più dietro, e i due trequartisti che finiscono un pochino più centrali. Poi non devo stare attento con queste cose perché escono dei messaggi subliminali, ma per creare questo 2-4-2-2, se vogliamo, in fase di possesso, in alcune fasi della partita, perché poi Ngonghe verrà anche sulla fascia, lo stesso Neres ogni tanto verrà sulla fascia, quindi non è che sono fissi così, però lo abbiamo visto col Palermo e lo vediamo anche contro il Lecce. Quello era il primo minuto, questo è il nono minuto. Vedete i due trequartisti molto centrali con Lukaku e McTominay che lo accompagna, e in questo caso l'azione si sta sviluppando sulla sinistra con Olivera, e quindi abbiamo un Di Lorenzo che aveva fatto partire l'azione che sta un po' più dietro, quindi Gilmour che appoggia su Olivera e la presenza di Anguissa qui. Quindi non è casuale, sono scelte studiate e che portano poi a liberare le fasce dove si potrebbe spingere anche di più. Lo fa bene Di Lorenzo con l'aiuto anche di Anguissa che si schiaccia bene, lo fa di meno Olivera, ma anche per la non presenza di McTominay che va subito a fare la punta, quindi è un po' sbilanciato verso destra. E questo è lo screenshot che mi fa avere soddisfazione di questa partita, cioè il Napoli che attacca. Questo è Rrahmani, ultimo uomo, guardate com'è alto, Buongiorno sta qui, Gilmour, Neres, McTominay, Anguissa che è andato addirittura ad occupare la zona centrale per dare un fastidio in più al difensore. C'è Lukaku,
c'è Di Lorenzo che è arrivato fino a qua recupera il pallone Ngong che scoccherà quel tiro dalla distanza che parerà Falcone, ma guardate quanto riempimento dell'area e quanta pressione. Bene, io sono soddisfatto. Tutte le domandine un pochino più quanto avete sofferto? Sì, si è sofferto alla fine perché siamo abbassati un pochino, però sottolineiamolo, una volta che il Napoli dopo tanto tempo domina il dominio, no? Domina l'avversario, domina. E nella partita di Anghissà, secondo me dominante, anche lui, come tutto il Napoli, quando poi domina Anghissà di solito domina tutto il Napoli. Ma sottolineiamo questo bel passaggio di Lorenzo a scavalcare, e qua siamo già passati al 4-2-4 con McTominay che è diventato difensore centrale insieme a Anghissà parte da questa zona, scarica Di Lorenzo e si butta subito dentro. Di Lorenzo lo trova con un passaggio a scavalcare, qua Anghissà fa un buono stop e poi viene messo il pallone in calcio d'angolo. Si dispera Anghissà perché stava servendo al centro, c'erano Raspadori, Lukaku, stava arrivando Kvara. Ma stai tranquillo Frank, perché da quel calcio d'angolo arriva poi il gol, e da quel calcio d'angolo noi dobbiamo vedere queste cose vergognose, che proprio si vede proprio che appena la palla entra dentro Kristovic fa oh ma mi fa malissimo in realtà. E dai, difficile dare dei voti a Raspadori, forse non è entrato benissimo, ma non riesco a dare tanti voti a Kvara, a Raspa, a tutti quelli che sono entrati, Foloruscio dopo, così stesso Politano. Qui il passaggio di Raspadori sarà un po' lungo e esce bene Falcone e Kvara non ci può mai arrivare. Se fosse stato dosato un pochino meglio, Kvara avrebbe potuto poi accompagnare, c'era Lukaku che stava tagliando, sarebbe stato un 2 contro 1 praticamente. Peccato, insomma Raspa non è entrato proprio benissimo. E qui invece la tiratina d'orecchi la faccio a Lukaku, che riceve un buon pallone da Anghissà ed in questo preciso momento avrebbe la possibilità, con un esterno sinistro dolcissimo di cui lui è capace perché ce l'ha la sensibilità nei piedi, la tecnica per farlo. Qua Kvara gli aveva dettato proprio il passaggio, purtroppo se la continua ad allungare. Poi vedete che sta continuando ad arrivare anche Di Lorenzo, qua siamo nei minuti Di Lorenzo che continuava a correre, non si sviluppa qua. Peccato, peccato. E peccato per Dorgu, ma bene per noi che qui non si sia fidato del suo destro. Mio cavallo di battaglia da sempre, sei mancino, provaci anche col destro, non fa niente. Qui lui finisce addirittura alla destra, parte dalla sua sinistra, scambia con dei centrocampisti, continua la corsa e qua ci aveva fregato, ci aveva bucato completamente. Ma non si fida di tirare in porta e prova questo passaggio verso il centro ed è bravissimo Di Lorenzo a intercettare. Qui Dorgu se la mangià, perché avrebbe potuto mettere in difficoltà Meret, aveva tutto lo spazio, non si è fidato del destro. Il ragazzo è giovane e lo aspettiamo. E qui in questo momento di indecisione, perché fanno un retropassaggio che mette in difficoltà Meret e nessuno si fa vedere per uno scarico facile, di questo si sta lamentando Meret. E mi avete parlato in live, mi avete detto che DAZN aveva commentato con Conte che fa la cazziata a Meret. No signori miei, no, tutta la panchina, tutti i conviti, tutti applausi a Meret, quindi raccontatela a qualcun altro. E questo è il fattaccio. E già dalla diretta, prima di andare poi nei replay, signori, già si vede, perché qua Buongiorno a toccare, scusate i pixel, ma qua Buongiorno ha già toccato il pallone e la palla va verso questa direzione. Come fa ad averla toccata quella del Lecce la palla? Non è proprio possibile, e si vede proprio che c'è proprio la gamba anche abbastanza tesa, sembra uno schizzo di sangue sui tacchetti di Buongiorno, una roba che devi vedere subito, e l'arbitro era lì. Cioè, come fai? Come è possibile? E se non vi volete fidare dei pixelati, questa roba al VAR ce l'hanno. E dato che il VAR deve intervenire per i chiari ed evidenti errori, vogliamo sistemarlo questo protocollo? Tacchetti sulla caviglia, proprio step on buco, chiamatelo come volete voi. Hai dato il fallo al contrario, è una punizione per loro che può cambiare la storia di una partita, di una stagione. Deve essere più chiaro di così. Come fa a non essere più chiaro di così?
Sta pure l'arbitro, no, questa va in copertina, deve andare in copertina per forza. Faccio la faccia per la copertina. Buongiorno non si fa capace, gli indica proprio il punto in cui l'ha preso, probabilmente si è stracciato pure un poco un cazzettino, non lo so, non si fa capace. Come dobbiamo avere un Oliveira ammonito per una rimessa chiamata al contrario, anche lì evidentissimo, tutto lo stadio che ha luccato, perché l'arbitro decide vicinissimo, decide che la rimessa al contrario, siamo all'80 e Oliveira si fa afferrare giustamente per pazzo. Poi devi mantenere la calma ovviamente, però si prende un'ammonizione che scaturisce da una follia e non è giusto che sia così. Non chiedo l'intervento per VAR per i falli laterali, però basterebbe un attimo, al contrario. Ah, scusa, risolvi. E ho rivisto anche questa azione dove effettivamente il fallo non lo fa Politano, lo fa il contatto, chiamiamolo pure fallo. Il fallo di Di Lorenzo c'è. Secondo me non è così grave da portare al secondo giallo, ma ci poteva stare tutto perché era una zona pericolosa, perché siamo alla fine della partita e la siringa era dietro l'angolo e ci poteva stare il secondo giallo per Di Lorenzo. Quindi nella scarsezza, diciamo, anche quando è a sfavore nostro, perché in questo caso Di Lorenzo graziato, mi permetto anche di dire che il primo giallo era stato oltre che generoso, quindi diciamo che fa una compensazione di quello troppo severo. Qua invece lo potevi dare, non l'hai male, perché è il famoso doppio errore dell'arbitro, malissimo. E da quella punizione mi piace sottolineare l'uscita volante di Meret, che non esce proprio dalla sua area, però la palla si trova là e la respinge bene e mi dà quel sollievo, quindi bene. E arriviamo ai titoli di coda con questa immagine che ha fatto il giro del web, quando è bello Oriali, quella è l'immagine. Ma continua la saga, il grande fratello, la casa del grande Temptation Island. Non lo so che cosa sta succedendo tra questi due, sono talmente in confidenza che poi si dicono delle cose, non possiamo capire di cosa sta parlando. No, un dribbling ti avevo detto di fare, poi la dovevi passare, che ne so, se sta parlando una partita hai giocato, ma devo tornare a giocare io, non lo so, però ci divertiamo perché questi sono due veramente amici che si stanno divertendo, e avere un gruppo unito che sa scherzare anche in un momento in cui Kvara magari o creatura che non dorme, gli occhi gonfi, il rinnovo, le cose, le persone, è bene avere un amico in più che ti fa fare una risata. Se permettete, io da una partita così me ne torno contento. E questi numeri ci fanno anche vedere una cosa importante. A parte l'alta precisione di passaggi di Rachmani, 94% non è poco, insieme a Buongiorno 91 non è poco, si esce puliti bene. Di Gilmour dobbiamo sottolineare 4 passaggi chiave, sono importanti, e 4 palloni lunghi completati, il lungo che chiediamo ogni tanto all'Lobotka, quindi ce l'ha. E poi nella partita di Ngong, che ha avuto delle difficoltà in difesa, 100% di passaggi completati, 14 su 14, non è poi poco, Quindi tutto questo mi porta a dire che, e sui voti voi potete sempre contestarmi perché il voto è sacro, a Meret voglio dare 6,5. Il clean sheet non è poco, perché venivamo da clean sheet, torna Meret, pigliamo gol, succedeva l'impossibile tra i tifosi, e quindi bene. Di Lorenzo 7,5, non gli do 8 perché stava rischiando nel finale, così, però molto bene, ha segnato 2 volte e una è andata bene. Do 6,5 sia a Buongiorno che a Rachmani ancora più blocchi, bene. Buongiorno partecipa anche nella fase attiva, insomma fa delle sponde quando saliamo sui calci d'angolo, molto bene. Ma voglio dare un 7, un voto più alto di Buongiorno e Rachmani, questa volta ad Oliveira, che mi è sembrato molto concentrato, si è fatto tutta la partita, così non ti dà quell'appoggio tremendo, ma a livello di fraseggio, ma te lo ritrovi qui a completare l'azione, ad andare a riempire l'aria, quindi bene, sono contento della prestazione di Oliveira. 7 ad Anghissà, partita di spessore, e 6,5 al Gilmour. 6,5 al Gilmour, avete visto anche quei passaggi chiave, il fatto che abbia la testa alta e non perda tempo col pallone tra i piedi, già sa
quando riceve palla dove la vuole smistare. McTominay per esempio è uno di quei giocatori che ti può sparire in alcune fasi della gara, ma che alla fine ti risulta quasi sempre decisivo in fase d'attacco. Questa volta mi è piaciuto ancora di più quando all'uscita di Gilmour McTominay ce lo siamo trovati qua ed ha pulito parecchi palloni quando il Lecce stava facendo il forcing finale, se ne è uscito bene con la palla al piede, è entrato in contrasto e ha spazzato completamente l'aria. Bene, è cresciuto anche lui, quindi 6,5 McTominay, 6 a Neres, spunti ne ha fatti vedere, ma anche lui come Kvara, se poi resta troppo isolato andiamo in difficoltà. 6 a Ngonghe, posso poter dare un pochino di più a Neres, meno a Ngonghe che ha avuto difficoltà lì, però poi alla fine ha creato dei presupposti, e do 5 a Lukaku. Non è il 4,5 che si era preso prima, 5 perché comunque poca roba, però ci ha fatto intravedere delle possibilità, si è mangiato un gol clamoroso. 5 penso che sia. Al 57esimo entra Politano, il che dovrebbe avere voto, ma non lo so. 6 Politano 57 le ha pigliato voto per forza, non infamie, non lode, quindi 6 Politano direi. Poi entra Kvara al posto di Neres e Raspadori che si mette nella zona di McTominay, con McTominay che arretra un pochino, come vi dicevo Raspadori non benissimo. Poi quando si toglie Lukaku si mette Folorunsho qui, con un Napoli che chiude con questa situazione, con Olivera, Buongiorno, Rachmani. Ovviamente in questa situazione Politano diventa molto più terzino, con Folorunsho mezzala a destra, chissà finisce centrale, Kvara e Raspadori a dare una mano. Cosa ho dimenticato? Me lo dite voi nei commenti, perché sicuramente io facendo il video di notte sono ancora poco lucido. Sono contento per la classifica, sono contento per il ritorno al possesso palla e ai presupposti. Qualcosina posso averla dimenticata, ma non c'è tempo in realtà di guardarci in faccia, perché guardiamo un pochino gli avversari con quella tranquillità di capire, vediamo un po' come se la cavano e se inciampano. E domani saremo già in vigilia della partita con il Milan, quindi devo fare assolutamente il pronostico, la presentazione. Non credo ci sarà conferenza, quindi ce la dobbiamo vedere tra di noi con la formazione. Non vi preoccupate, voi se lasciate i like sapete che poi si sviluppa da solo, no? L'algoritmo mi porta a fare il video con l'intelligenza artificiale, esce naturale, così come se non dovessi nemmeno pensarci. E andiamo a vedere cosa si può fare, perché adesso comincia il ciclo delle partite. L'avete vista l'Atalanta? Ha fatto tutti i gol che non è riuscito a fare in Champions, li ha fatti tutti contro il Verona, è un osso duro. Quindi però prima di pensare all'Atalanta pensiamo prima al Milan, che c'è Leao che mi sta addosso da New York. Valerio Fluido è tutto, i like finali ve li ho chiesti, un abbraccio e un bacio ce lo vogliamo dare che siamo primi in classifica.